Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo di nuovo Giorgio. Ciao Giorgio, Giorgio Usai dalla Sardegna. Come va? Come stai? Ciao Adele, grazie del tuo invito e un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Allora, Tutto Giorgio bene? l'avete già conosciuto, insomma lui è un ricercatore indipendente sardo che terrà quest'anno un laboratorio a Campo Tagore il primo weekend di luglio e con un titolo particolare, 2024 uguale 8, il ritorno dell'infinito. Giorgio si occupa di tante cose davvero molto molto interessanti e prima di parlare diffusamente insomma del numero 8 che diciamo è un po' il tuo cavallo di battaglia, no? La legge dell'ottava, dici un po' come sei arrivato a questi studi, a queste tue ricerche. Io conoscendoti so che tu hai avuto un passato di sportivo e poi hai completamente rivoluzionato la tua vita diventando un prodigioso ricercatore di risorse del futuro, non riesco a definirle in un'altra maniera. Sì, no, sono passato dalla ricerca scientifica come ricercatore indipendente alla ricerca sulla naturopatia, sulla medicina olistica. Dunque ho fatto tutti e due i passaggi per avere diciamo un piano completo sia da una parte e sia dall'altra parte, cioè capire la parte diciamo scientifica e capire la parte naturale per interfacciare le due linee e avere delle risposte sia da una sia dall'altra. Questo corso viene da un'intuizione perché stavo studiando con un scienziato, un altro collaboratore, il discorso dell'acqua. E dunque, per fartela in breve, ti faccio un semplice esempio di tre cose che sono la stessa sostanza, dunque il vapore, l'acqua e il ghiaccio, che sono comunque tre sostanze che sono in stato liquido, gassoso e solido. E la cosa bellissima di queste tre sostanze è che hanno tutte una frequenza dell'ottava completamente differente. Dai. E questa è che fa la differenza di questa sostanza che si divide in questi tre stati. E da lì appunto è partita la mia ricerca. Dunque è partita una ricerca che si è anche improntata anche a livello spirituale, di tutta una serie di cose, diciamo, che si uniscono e ho scoperto, diciamo, in semplicità che questa legge, che è una legge vibrazionale che c'è nell'universo, dunque è una, diciamo, un'unità di misura, è considerata come legge dell'ottava, esiste e ci influenza talmente tanto anche a livello comunque chimico, a livello personale, comunque a livello umano, che se c'hai i meccanismi per poterla capire e gli strumenti per poterla gestire, diventa, diciamo, un indotto molto potente per poter proseguire il tuo percorso di vita. Lo spiego in maniera semplice, perché poi quando faremo il corso cercheremo di coinvolgere le persone direttamente per mettere in pratica questo mio concetto.
Come tutto nell'universo, non c'è nulla che resta uguale. E dunque anche noi come persone, per migliorare, cioè per andare avanti, abbiamo comunque bisogno di uno sforzo interiore. Quando noi ci poniamo qualsiasi tipo di obiettivo in qualsiasi ambito, dunque in un ambito di relazione, in un ambito lavorativo, in qualsiasi tipo di ambito, ci sono dei punti che io chiamo 2 punti di difficoltà che determinano praticamente lo sviluppo di questa linea. Perché devi pensare che ogni progetto di vita non rimane mai in una linea retta. Ma che cosa succede? Si è mosso qualcosa con l'audio? Sistema meglio Sì. il... adesso è No. tornato, no, è tornato. Mi senti? Sì. Sì, adesso sì. Ah, ok. Parlavi della linea retta. Ecco, esatto. Nessun progetto di vita si esprime in una linea retta. Tutto ha dei periodi di forte accelerazione e di forte rallentamento in qualsiasi ambito della vita. Che poi, come ripeto prima, può essere sia di salute, di lavoro, di relazione, in qualsiasi ambito. Diciamo che l'ottava è un'unità di misura di queste vibrazioni che noi percepiamo. E questi 2 punti che io chiamo questi 2 punti di energia che spiega quando si inizia qualsiasi cosa, perché abbiamo un input di alta motivazione e poi abbiamo un calo sempre della stessa motivazione. È un po' come calcolare una linea musicale, cioè il passaggio tra il si e il do. Questo perché, se noi ci pensiamo bene, noi lavoriamo con 7 giorni alla settimana, 7 sono i colori dell'arcobaleno, 7 sono le note musicali, 7 anni ci mette il nostro corpo biologico A rigenerare tutte le cellule. A rigenerare, e addirittura sono 7 anni che, secondo la psicologia, ci sono delle trasformazioni personali che avvengono ogni 7 anni. Lo dice anche Steiner. Esatto. Dunque l'ottava è proprio quel passaggio dove tutta la parte dell'universo si manifesta in frequenze diverse e dunque è come per dire, più è lenta la frequenza e dunque più è solida diventa, più è alta la frequenza e più l'energia aumenta e diventa invisibile anche all'occhio umano. E questo è bellissimo perché ci sono appunto degli strumenti per poter, che sono comunque degli strumenti naturali, che se una persona è in grado di capacitarsi comunque di osservarsi in questa problematica e conosce questo principio, in quel momento può prendere una decisione per immettere comunque nuova energia e interrompere questo processo, che è un processo praticamente naturale. E la cosa più difficile sono quelle persone che non riescono, non hanno gli strumenti per capire quando inizia questo momento, perché non hanno la capacità di osservarsi individualmente. Mm-hmm. Quando invece io li chiamo gli shock addizionali, quando tu gli dai la capacità di capire come sono questi shock addizionali, dunque come fai a capire per immettere nuova energia, a quel punto cambia tutto il sistema di vita di qualsiasi
persona, perché è in grado, è capace di reagire in quel momento e riesce a eliminare quello che è un processo naturale nel momento che c'è questo calo. Forte. Sono Ma stati proprio no, no, ma tecnici. beh, insomma, è chiaro che non bastano 2 parole, perché poi sarebbe Sì, bello, insomma, fare degli esempi, spiegandolo anche laboratorialmente dal vivo. Ma proprio per questo ti chiedo, ma a Campo Tagore, che tipo di giornata prevedi? Perché noi ci vedremo il sabato pomeriggio e la domenica mattina, in queste 8 ore di laboratorio. Che cosa prevedi, diciamo, che iter prevedi per i partecipanti? ci sono delle tecniche quantistiche che se conosciute e se attivate personalmente possono fare veramente delle grandi cose. Dunque, dare degli strumenti. Penso che ogni persona deve provare, perché personalmente tu o anche la mia persona, noi siamo soltanto dei canali che diamo questa conoscenza, questa informazione, però il lavoro è tutto prettamente individuale. Però sto notando che tante persone comunque non hanno la capacità di consapevolezza, di avere discernimento su determinate cose, dunque gli dai un input per poi lavorare personalmente e gli dai proprio anche delle tecniche vere e proprie, in modo che ognuno abbia la capacità di lavorare individualmente e capire questo principio per usarlo benevolmente per la propria vita. Ecco. Posso Questo è dirti una cosa? Sentendoti parlare mi vengono in mente 2 cose. La prima, mi piacerebbe fare una misurazione vibrazionale del pozzo che abbiamo lì a Campo Tagore, vicino Campo Tagore. esatto, Sarebbe veramente interessante andare lì e vedere un pochino la vibrazione, misurare in qualche modo la vibrazione energetica di questo posto. E poi l'altra cosa, quando parli cioè, mi sembra di sentire un po' la spiegazione oggi scientifica di quello che magari una volta era la magia. Cioè veniva ritenuta magia la conoscenza di tecniche e principi che agli occhi di chi viveva anni fa erano cose, diciamo, per forza magiche. Ma in realtà queste cose avevano un fondamento, oggi vengono spiegate in maniera scientifica, no? Quello che fa un po' la fisica quantistica, che spiega scientificamente la vibrazione dello spirito. esatto. Tutto sta evolvendo, tutto sta spingendo in cose che già conosciamo dal passato. Però diciamo Sì, che abbiamo delle spiegazioni scientifiche di fenomeni che, diciamo, ci sono sempre stati, ecco, non è che prima non c'erano, anzi, prima venivano, cioè c'è stato con lo sciamanesimo, con tante altre risorse, si conoscevano degli strumenti che però esatto. non si potevano spiegare come lo facciamo noi oggi e funzionavano, diciamolo, funzionavano. Sì, Quindi, e poi anche perché l'anno prossimo è un anno anche particolare, è infatti, un numero 8, è un 8 che parla dell'infinito, dunque che parla di rivelazione, di conoscenza e dunque diciamo divulgare alle persone, far conoscere anche certi principi vuol dire essere già pronti a un cambiamento sì, che è in atto e che che è nato. diventerà sempre più forte. I maestri dicono che il 2025 è un anno di grande svolta, quindi probabilmente il 2024 ci servirà un po' per prepararci, o no? Sì, sì, questi sono gli anni in cui bisogna prepararsi individualmente per poter veramente fare questo passaggio in un mondo poi completamente diverso, con altri valori, con altra etica.
con altre capacità, ecco, perché poi l'essere umano, la razza umana, deve andare incontro, comunque avere anche delle sue capacità individuali che mette a disposizione della comunità. Quello è Certo, l'obiettivo. certo, certo. Io so che ci sono tantissimi straordinari progetti che bollono in pentola, caro Giorgio, e ne stai Sì. seguendo tanti. Ci vuoi anticipare qualcosa? Ci vuoi dire a cosa stai lavorando? Così, a grandi linee, giusto per farci sognare un po', visto che tu ormai sei un po' il nostro mago di Campo Tagore. No, ci sono tante, ci sono tante rivelazioni, tante aziende che stanno lavorando per divulgare comunque tecnologie innovative che serviranno da ponte, senza sostituire quello che è la natura, ma serviranno da ponte per aiutare le persone a introdursi diciamo, nella conoscenza più individuale, e non solo. L'obiettivo, dal mio punto di vista, è che andremo sempre più velocemente a una consapevolezza del sé, e addirittura ci sarà proprio un collegamento con altre comunità, comunque altre comunità che sono fuori dalle nostre conoscenze, per lavorare e ricevere in armonia tutto questo. Si ritorna alla conoscenza del perché del nostro percorso in questo pianeta. In più ci sono progetti interessanti per insomma, villaggi, ecovillaggi stile Atlantide, stile Lemuria, con una evoluzione a livello proprio anche della materia, dunque tutto quello che è un ritorno alla natura, ma in modo tecnologico. Dunque il fatto di avere delle case autosufficienti a livello energetico con completamente altri materiali, il fatto di riportare l'acqua allo stato primordiale, il fatto di riportare il cibo allo stato primordiale. Ci sono tutti dei progetti che stanno andando avanti in tutto il mondo e anche stanno avendo molta accelerazione, e le aziende si stanno adeguando a questa cosa perché c'è proprio la domanda. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è la domanda e la richiesta di un cambiamento, tutto il resto si muove in questo ambito. Bene, bene, io che cosa vuoi che ti dica? Non vedo l'ora che vengano i primi di luglio, così ci vediamo dal vivo, e lì a Campo Tagore in Sardegna, sì, e possiamo fare insieme questo percorso. Allora, un saluto, un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie a tutti e alla prossima. Anche a voi. Alla prossima, ciao, un saluto a tutti voi. Ciao, ciao. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen, nun so sei mein Herzens